Novità per i pendolari che andando a Milano o a Varese parcheggiano le loro auto nei pressi della stazione ferroviaria di Legnano. La giunta di Lorenzo Radice ha avviato le trattative con il curatore della Franco Tosi per mantenere aperto al pubblico il parcheggio di via Fratelli Cairoli, 200 posti auto a disposizione di tutti i giorni della settimana, domenica escluso. Nel contempo però l'amministrazione ha anche rinnovato la convenzione con Metropark per l'utilizzo del parcheggio di Piazzale Butti, altri centinaia di posti a disposizione dei pendolari che sono ceduti gratuitamente dalla società che fa capo del gruppo Ferrovie. Continua poi la ristrutturazione del parcheggio di via Gaeta. L'unico problema in questo momento è che i posti sono fin troppi. Fra smart work e zone rosse, i pendolari che usano il treno oggi a Legnano sono davvero pochi.